Direttore dell'Acqua, iniziano questi stati generali della pesca del Veneto 2022, una sua battuta, una sua impressione a pochi minuti dall'inizio di questa prima tappa qui a Chioggia. Beh, la prima cosa è un ringraziamento alla Regione e all'assessore, perché questi momenti sono fondamentali per noi che dobbiamo gestire degli enti strumentali che devono essere d'aiuto a questo settore. Diciamo che in questo periodo è inutile che lo diciamo tranquillamente, la pesca, l'acquacoltura, l'agricoltura in generale ha bisogno degli enti strumentali della Regione. Questi devono un pochettino cambiare il loro ruolo. Dobbiamo essere più operativi e più sul territorio, quindi qual è il momento migliore per capire quali sono le vere esigenze. Questi 4 giorni ci devono dire quali sono le esigenze di questi settori. Carta itica e libro bianco poi sono due documenti che potranno dare sicuramente un contributo importante per studiare un futuro di sostenibilità per questo settore. Assolutamente sì, sostenibilità vista innanzitutto sostenibilità economica e poi ambientale, e le due cose condivise. Non si può più parlare solo di uno o dell'altro, bisogna guardarli entrambi. Le giornate, queste giornate ci devono dire se queste programmazioni regionali coincidono con anche quello che gli operatori devono fare sul territorio. Sostenibilità vuol dire sostenere anche il lavoro.